Che il Signore ci benedica in questa giornata piena della sua grazia. Abbiamo già ricevuto tante benedizioni alzandoci, no? Abbiamo fatto colazione, ci siamo lavati, abbiamo pensato di venire qua al culto, siamo qua al culto insieme e questa è già una grande benedizione che viene da parte del nostro Signore, ok? Io ti invito ad aprire la parola di Dio, se tu l'hai portata, nel Salmo numero 98. Ed è un salmo che in questi giorni posso dire che veramente mi ha tormentato, nel senso buono del termine, ok? E in particolar modo gli ultimi 2 versetti, ma leggiamolo tutto che è molto interessante. Salmo numero 98, dice così: cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi, la sua destra e il suo braccio santo lo hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra. Date incanti di gioia e di lode. Salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con le trombe e al suono del corno acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore, poiché Egli viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Queste ultime parole sono straordinarie. Egli viene per governare la terra. Questo deve essere la speranza di tutti i veri cristiani, ok? E il Signore viene per sistemare tutto questo caos che c'è nel mondo, no? Non so se è capitato anche a te. Avevo un'abitudine qualche settimana fa. La prima cosa che facevo quando mi alzavo, andavo a vedere le notizie, no? Su Facebook, i telegiornali, che cosa dicevano, gli aggiornamenti, e vi posso assicurare che cominciava a venirmi angoscia tutte le volte che sentivo, dicevo: mamma mia gente, ma cosa sta succedendo in questo mondo folle? E ho detto: Signore, io ho bisogno di una risposta, perché non è possibile che io cominci la mia giornata con questo sentimento. E il Signore mi ha detto: vai nel Salmo numero 98. Non so se capita anche a te, ogni tanto così fa il Signore con noi. E quello che Lui mi ha detto è: calma, io vengo per governare la terra, io vengo per sistemare tutte le cose, il mio ritorno è molto vicino. Non so se stai percependo, nel mondo spirituale sta succedendo tante cose, e tante cose che non sono mai successe nella storia dell'umanità, ed è per questo che il Signore è lì, che sta facendo lucidare l'ultima tromba all'angelo, e quando questa tromba suonerà arriverà il nostro Signore, rapirà la sua Chiesa e lascerà che il mondo vada per i fatti suoi, ma Lui sta venendo. Ed è per questo che noi dobbiamo oggi essere pronti per il ritorno del nostro Signore. Oggi studieremo un personaggio molto interessante che si chiama Epafra. Pastore, chi è questo Epafra? Mai sentito parlare? O proprio così, di sfuggita? È una persona che si è preparato al ritorno di Cristo con la sua vita integra per la gloria di Dio. Ok? Vogliamo prepararci per il ritorno del Signore? Amen, Chiesa? Alzati in piedi e preghiamo, e dopo passiamo il testimone al gruppo di lode. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua per ringraziarti, perché siamo qua un'altra volta oggi per lodare il tuo nome, Signore. Questo testo biblico ci racconta che il tuo ritorno, Signore, è vicino, che tu, Signore, stai organizzando nel mondo spirituale tutto ciò che serve, Signore, perché la tua Chiesa presto sia là con te nell'eternità. Mi ricordo, Signore, quando tu racconti nella tua parola che ci rapirai insieme sulle nuvole per incontrarti.
Signore, aiutaci a essere pronti per quel momento, a guardare nel volto, negli occhi, Signore, il nostro Signore Gesù. E che quel momento, Signore, arrivi nel momento esatto in cui noi, Signore, abbiamo bisogno. Sappiamo che Tu, Signore, sarai lì veramente ad aspettarci. E possiamo dire con tutti i santi di tutta la terra: Maranatha, Signore, vieni, vieni. Grazie, Padre, per essere qua un'altra volta stamattina, e ti prego, Signore, veramente che possiamo fare il meglio per Te, Signore. Culto e luogo di offerta, e vogliamo offrire le nostre vite per la Tua causa. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Non possiamo abbracciarci, ma possiamo salutarci, ok? Girati a destra, a sinistra, dai una parola di benedizione ai tuoi fratelli nel nome di Gesù. Amen, grazie. Grazie e pace, fratelli. È una benedizione che noi siamo qui questa mattina, una benedizione che noi ci svegliamo ogni mattina e abbiamo l'opportunità di adorare il Signore e lodare il suo nome. Amen. La parola del Signore dice che noi dobbiamo arrivare davanti al Signore con lode e ringraziamenti, con offerta di ringraziamenti, ricordando tutto ciò che il Signore ha fatto e che il Signore è nelle nostre vite. Amen? Allora io invito te a lodare il Signore questa mattina, ricordando che Lui è per te. Amen? Lodiamo il nome del Signore. Diamo le nostre mani. Sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Chi è il Signore per te? Gesù, mio Signor, Gesù, Salvatore, Gesù, il tuo nome è sopra tutti i nomi. Gesù, buon pastore, Gesù, per amor, Gesù, esaltato sei su tutto. Tu sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Tu sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Chi è? Gesù, Signor, Gesù, Salvatore, Gesù, il tuo nome è sopra tutti i nomi. Alleluia! Gesù, buon pastore, Gesù, per amor, Gesù, Soldato! sei su tutto. Tu sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Tu sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. E un giorno Un giorno il ginocchio si piegherà,
ogni lingua confesserà. Tu domini sopra le nazioni, insegna l'ora dinerà. Un giorno Lui ginocchio Dio si piegherà e ogni lingua confesserà. Tu domini sopra le nazioni, insegna l'ora dinerà. Coronerà. Sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Sei re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori, re dei re, Signor dei signori Gesù. Signor dei Signori, Signor dei signori, Signor dei signori Gesù. Signor dei signori, Signor dei signori Gesù. Signor dei signori, Signor dei signori Gesù. ancora Signor dei signori, Signor dei signori Gesù. Signor dei signori, Signor dei signori, Signor dei signori Gesù. Alleluia, tu nome, Signore. Cerchiamo il volto del Signore insieme. Ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco, Signore. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me. Signore, voglio te. Alleluia.
solo la Chiesa. Alleluia il tuo nome, Signore, perché noi sappiamo che tutto ciò che fai nelle nostre vite, tutto ciò che sei nelle nostre vite, Signore, è per il nostro bene. Noi abbiamo la certezza che tutto ciò che succede è per il nostro bene, perché tu hai i pensieri di bene, non i pensieri di male. Amen? La parola del Signore ci insegna così. E la Chiesa è chiamata a annunziare questa meravigliosa grazia del Signore, annunziare questa vita meravigliosa in noi. Quando noi guardiamo su Instagram o su Facebook, succede, ma è difficile vedere le persone con le foto brutte, con cose brutte che succedono nelle loro giornate, no? Di solito loro mettono le cose belle. Io ad esempio, mi trucco, faccio le foto. Chi è che mi vuole vedere brutta? No, mi faccio le foto e metto le foto belle. Questo è il fare vedere alle persone le cose belle che succedono dentro di te. La stessa cosa il Signore vuole per noi, per la Chiesa, che noi possiamo annunziare al Signore che fa le cose belle dentro di noi, che fa e che è una meravigliosa cosa, una buona novella, che noi possiamo veramente aprire le nostre bocche e annunziare questo Gesù meraviglioso, questo nome che è di sopra tutti i nomi, e che noi dobbiamo avere orgoglio di alzare le nostre voci e dire che il Signore è il nostro Salvatore, il Signore. Amen? Alleluia, il tuo nome, Signore, riceve la nostra adorazione. Amiamo il Signore perché Lui ci ha amato per primo. Che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Re della storia e re
qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, Dio è glorioso, sei per me. Non so quanto è costato a te morire in croce per me. Non so quanto è costato a te morire in croce per me. Io non so quanto è costato a te morire in croce per me. Io non so quanto è costato a te morire in croce per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi. Perdonati dal tuo amore, cosa ci diventerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il
rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei re. Tuo regno, tu hai regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome è, che potente nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che potente nome è, incomparabile, che potente nome è, il suo nome. Senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei re. Tu hai regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome è, insieme, che potente nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che potente nome è, Incomparabile, che potente nome è, il suo nome. Che potente nome è, il suo nome. Che potente nome è, il suo nome. Aleluia, o teu nome, Senhor. Potete sedervi. Ok, rimbalza molto il suono. Questa mattina mediteremo su un personaggio che è un personaggio di seconda fascia come conoscenza, ma sicuramente non di seconda fascia come livello spirituale, perché Epafra è un personaggio che mi ha stupito, colpito parecchio. È un personaggio di cui abbiamo pochissime notizie, ma le notizie che abbiamo fanno veramente, colpiscono il cuore, no? di ogni vero credente. Allora, cominciando dal nome, il suo nome Epafra deriva da due parole greche, che sono la parola epi e afrizzo, che significa molto più di così, diventare molto eccitato e vivace. Questo è il suo nome. Voi sapete che nell'antichità il nome rappresentava anche la personalità. E noi scopriremo una cosa molto interessante di Epafra, che lui veramente era una persona spiritualmente parlando ipereccitata, ossia quando lui c'era da servire, serviva, non aveva tempo per critiche, non aveva tempo per creare problemi, era una persona che si guardava in giro e diceva c'è una necessità e io voglio risolverla. Questo deve essere lo spirito veramente di ogni cristiano, ok? Ma prima di meditare su questo tema io vorrei pregare insieme a voi in modo che il Signore possa agire liberamente, ok? Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, Signore, perché siamo qua stamattina a meditare sulla tua santa parola. Ti chiedo nel nome di Gesù che le poche informazioni che abbiamo di questo uomo, un grande uomo di Dio, possano toccare il nostro cuore stamattina e che tu possa, Signore, amministrare
in modo spirituale, Signore, e alla necessità della tua Chiesa tutto quello che diremo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, Epafra, per 2 volte questo uomo è citato nelle lettere dell'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi e nella lettera a Filemone. Sono tutte lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto dalla prima carcerazione romana, e lui parlava di quest'uomo in questo modo. E la prima cosa che noi notiamo nella vita di questo grande uomo di Dio è che era un uomo capace di lavorare in squadra. Colossesi capitolo 4 versetto 12 e Filemone versetto 23 dicono così: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, vi saluta. Pastore, che cosa ha a che fare questi 2 versetti col gioco di squadra, col saper lavorare in squadra? Ve lo dico subito. È interessante che Epafra è stato il fondatore della chiesa di Colosse. Colosse era una città della Macedonia, ed è interessante che Paolo non conosceva questa chiesa. A un certo punto Epafra, noi vediamo qua che lo troviamo insieme a Paolo mentre lui era carcerato a Roma. Ossia, un pastore come Epafra, che era il fondatore e pastore di quella chiesa, a un certo punto decide di fare un lunghissimo viaggio, e non un viaggio semplice, perché andare da Colosse a Roma c'erano diverse settimane di viaggio, e non era un viaggio per così dire comodo, no? Era un viaggio pericoloso, anche c'era della navigazione pericolosa da fare. E la mia domanda è: cosa ci faceva Epafra a Roma tanto da rischiare non soltanto la pelle, ma a un certo punto noi vediamo che addirittura diventa compagno di prigionia di Paolo? Ossia, per un pastore, vi posso assicurare questo per esperienza personale, uscire dalla Chiesa e stare lontano dalla Chiesa per un lungo periodo e rischiare di non tornare indietro è una cosa molto seria. Allora, cosa stava succedendo a Colosse? A Colosse era entrata e stava entrando una dottrina attraverso diversi dottori falsi della parola di Dio che si chiamava gnosticismo. Era un misto di dottrine giudaiche e dottrine di religioni misteriche, ossia c'era il culto degli angeli, e davano anche questi falsi dottori delle regole che tornavano alla vecchia legge di Mosè, ossia la Chiesa rischiava di crollare sotto il peso di una falsa dottrina e la Chiesa rischiava di spaccarsi. E quindi che cosa decide di fare a un certo punto Epafra? Di uscire dalla Chiesa, di andare dall'Apostolo Paolo e chiedergli aiuto, perché lui era un pastore ma non era un dottore della parola di Dio. E qua, cari miei, io imparo un principio fondamentale, che è questo: per vincere una gara bisogna passare bene il testimone alla persona che è vicino a te. Epafra era un pastore, non era un dottore. Lui non era capace di gestire un sistema dottrinale così complesso come stava succedendo là a Colosse. Quindi ha detto: no, io non risolverò questa cosa perché non è la mia area, perché non è il mio campo, perché io non ho dono di dottore. Vado a Roma, parlo con l'Apostolo Paolo in modo che lui scriva una lettera per risolvere questa situazione dottrinale. Avrebbe potuto gestire all'interno senza capacità, e sapete che cosa significa questo? Gestire senza capacità e senza risorse significa manipolare. Ti è mai capitato di vedere una persona che dice: io sono il fondatore e io voglio risolvere perché io ho diritto in questa Chiesa? Ma Epafra aveva capito una cosa fondamentale, che la Chiesa non era sua. La Chiesa non era sua. Posso darti una brutta notizia: la Chiesa non è tua. Tu hai il tuo ministero, ma fai parte di una famiglia che si chiama la famiglia di Dio. Il corpo è di Cristo. La Chiesa è il tempio di Dio. Stai attento quando manovri le cose nella Chiesa. Se non è tua responsabilità, se non è tua capacità, lascia a chi di dovere. Grazie a Dio la Chiesa è un corpo, ci sono pastori,
ci sono dottori, ci sono profeti, ci sono musicisti, ci sono cantanti e ci sono tantissimi ministeri che sono una ricchezza per la Chiesa. Ma quando io entro nel ministero di qualcun altro, comincio a manipolare le cose per fare le cose come io voglio, lì c'è un problema. Ed Epafra era un grandissimo uomo di Dio che aveva capito che chi vince è perché gioca in squadra. C'è stato chi è che si ricorda chi è che ha vinto la staffetta 4% alle Olimpiadi quest'anno? Gli italiani, no? Ed è interessante che era la seconda volta che battevamo gli inglesi. La prima volta li avevamo battuti agli europei di calcio e il giorno dopo della staffetta gli inglesi sono arrivati ancora una volta secondi e i giornali inglesi hanno titolato così, molto interessante, no? Il giorno dopo, "Oh no, Italians again", ossia ancora gli italiani. Ma sapete la cosa interessante? Gli italiani nell'ultimo tratto di questa staffetta, vai a rivedere questa staffetta molto interessante, c'era l'ultimo staffettista che era indietro, rischiava di arrivare addirittura terzo, ma lui ha dato tutto quello che poteva per arrivare primo ed è arrivato primo. E la cosa interessante è che dietro di lui hanno lottato altre 3 persone che hanno dato il testimone, hanno dato tutto se stessi per arrivare al traguardo. È così che funziona nella Chiesa, cari miei. Noi dobbiamo passare al testimone. A chi dobbiamo passare il testimone? Non possiamo fare quello che noi non siamo capaci di fare. Ciascuno ha il suo compito, ciascuno ha il suo organo vitale nella Chiesa. E così dobbiamo imparare a giocare in squadra. Se noi cominciamo a fare gruppetti, fratelli, per favore ascoltatemi adesso. Qual è la Chiesa più confusionaria e più problematica che noi troviamo nel Nuovo Testamento? La Chiesa di Corinto. Qual era il problema lì? Che ciascuno faceva il proprio partito politico. Il gruppo dei pastori, dottori della legge di Dio. Il gruppo della musica che fa tutto il suo, e io non esco da qua perché qua mi trovo bene. Il gruppo dei chissà quanti, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Marco, io sono di Pinco Pallino. Non funziona così nella Chiesa. La Chiesa deve essere una squadra. Allora prova a analizzare la parola di Dio, ok? Secondo te, umanamente parlando, i 12 apostoli che Cristo aveva scelto, che dovevano evangelizzare il mondo, che dovevano spaccare il mondo spirituale, avevano umanamente possibilità di farlo? Pescatori, esattori delle tasse, c'era un assassino dentro, avevano possibilità di farlo? Assolutamente no. Perché ci sono riusciti? Perché noi abbiamo la parola di Dio oggi nelle nostre mani, perché loro erano una squadra. Tu vuoi che questa Chiesa si riempia? Tu vuoi portare delle anime nell'eternità, sì o no? Sì, certo, ma dobbiamo essere una squadra. Epafra aveva imparato a fare gioco di squadra. Se una volta veniva messo in panchina, lui non gli interessava. Non mi interessa risolvere io, mi interessa che qualcuno risolva, perché la Chiesa è di Cristo. Hai capito qual è il primo principio? Tu giochi in squadra, tu ti mescoli con quelli che non fanno parte del tuo piccolo gruppo di appartenenza. Tu esci fuori dalla tua comfort zone, zona di conforto, perché questo è fondamentale perché una Chiesa funzioni bene. Tante volte, pastore, ma quel culto, pastore, ma quell'evento, ma pastore, ma questo, ma l'altro. La mia domanda è: stai giocando in squadra? Stai facendo la tua parte nella staffetta? Perché c'è un rischio grosso. Epafra era un fondatore. Stai attento a quello che ti dico. Ma lui rischiava, se prendeva in mano la situazione, di diventare un affondatore. E io non mi voglio prendere la responsabilità di affondare la mia Chiesa, perché chi tocca la Chiesa di Dio, state attenti, perché il Signore poi interviene. Epafra era un uomo capace di lavorare in squadra, ma non soltanto questo. Epafra era un uomo che ha vissuto un Vangelo visibile. Guarda cosa dice la parola di Dio.
secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. E qua c'è una parola che è meravigliosa, che dice la parola fedele. Sapete che cosa significa la parola fedele? Nel greco c'è un significato molto interessante. Significa riprodurre il suono dell'origine così com'è, ok? Io che ho superato abbondantemente i 50, mi ricordo che quando andavo a scuola c'era un mio amico che era appassionato di calcio, oggi probabilmente non esistono neanche più, e lui voleva sempre costantemente seguire la sua squadra di calcio qualsiasi partita faceva, e aveva una radiolina portatile che se la teneva sulle spalle, e tutte le volte lui andava in giro con sta radiolina, no, per sentire la partita di calcio. E questa radiolina aveva un'antenna, solo che, sapete, andare in giro con una radiolina cinese da 5.000 lire al tempo, non c'era una grande sintonizzazione, no? Questa antenna andava girata e si sentiva, ok? E quello che lui riproduceva era una vaga idea di quello che succedeva là nello stadio. Ma poi c'era un altro mio amico che aveva un impianto di ultra fedeltà. Lui diceva, proprio era orgoglioso di questo, che aveva costruito la sua casa intorno allo stereo, ok? Tu mettevi sul CD a casa sua, alzavi il volume e ti sembrava di essere in un concerto di musica classica. Questa è la differenza che esiste tra una persona normale e una persona che si chiama fedele. Allora ho una domanda scomoda da farti, perché in Apocalisse capitolo 1 dice che Cristo è stato il nostro testimone fedele. Tu sei una persona che sta riproducendo un cristianesimo visibile alle persone. Qual è l'ultima volta che una persona ti ha detto voglio sapere di più perché tu sei diverso dagli altri? Quando è l'ultima volta che qualcuno ti ha detto questo? Sai una cosa, te lo dico gratuitamente, ok? Non devi pagare per questo segreto. Non esistono cristiani 007. Cristiani segreti, agenti segreti di Dio, non esistono. Epafra era una persona che mostrava quello che lui era attraverso dei gesti concreti. Ok? Io vorrei fare un esperimento stamattina. Sarebbe interessante, non possiamo farlo perché per una questione di tempo, ma sarebbe interessante immaginarlo almeno, no? Che ciascuno di noi venisse qua dietro il pulpito, ok? Prendesse in mano il microfono, e c'è anche la diretta, ok? Quindi il numero di spettatori sarebbe molto più grande di quello che tu vedi qua, e dicesse la stessa frase che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi, dicendo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ho visto delle teste che facevano no pastore no. Le possibili reazioni sarebbero due, o io mi metto qua dietro e mentre la dico, forse ancora prima di dirla, mi viene da ridere. L'altra cosa che potrebbe succedere è che i miei spettatori si mettano a ridere, io imitare quello lì. Ma la gente deve vedere che noi siamo cristiani veri. Dobbiamo mostrare al mondo attraverso le nostre opere chi noi veramente siamo. Un grande padre della Chiesa di nome Agostino di Pona ha detto una volta così: predica il Vangelo ovunque tu vada e se necessario parla. Hai capito? Se necessario di qualcosa, perché il cristianesimo vero è fatto di atti concreti. Perché l'Apostolo Paolo, prima Corinzi capitolo 4, versetto 4, dice: il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Dunamis, potenza, ossia la dinamite che scorre attraverso una persona, l'esplosione di spiritualità che scorre attraverso una persona e che fa la differenza nella sua
generazione. Cristianesimo visibile è questo. È bello venire in chiesa, mi piace da impazzire, è bello andare agli studi biblici, ti fanno crescere, è bello andare alla preghiera, senti la presenza di Dio, ma la cosa più bella è che qualcuno ti guardi e che dica: tu sei diverso, c'è qualcosa che mi attira in te. Quando è l'ultima volta che qualcuno ci ha chiesto questo? Un uomo che ha vissuto un Vangelo visibile nella sua chiesa, lui ha fatto la differenza. Un uomo di sacrificio e di intercessione. Guarda cosa dice questo testo che l'Apostolo Paolo scrive a riguardo di Epafra. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché state saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Allora, tu sai che esistono 5 tipi di preghiera nel mondo spirituale. Il primo è una preghiera di adorazione ed è la più importante di tutti. Poi c'è una preghiera di intercessione, è questo tipo di preghiera di cui sta parlando l'Apostolo Paolo. Poi c'è una preghiera di confessione, ok? Quando noi pecchiamo e dobbiamo andare davanti a Dio a confessare i nostri peccati. Poi c'è una preghiera di petizione o di richiesta a Dio, no? Siamo anche liberi di chiedere tante cose al Signore. E infine c'è una preghiera di ascolto, perché tu sai che la preghiera è in andata ma anche in ritorno. Far silenzio nella nostra mente, ascoltare la voce di Dio è pregare, anche questo è un tipo di preghiera. L'Apostolo Paolo sta parlando adesso di quale tipo di preghiera? Della preghiera di intercessione. Ma c'è una cosa fondamentale che dice questo testo biblico che è veramente chiara per me. Lui dice che lotta sempre per voi. Che cosa impariamo qua? Che pregare è una battaglia, è una lotta, non c'è niente da fare. Tu determina nella tua mente di cominciare a pregare, mettere le ginocchia per terra e cominciare a intercedere per qualcuno, e ti sfido a dire che non succederà che nella tua mente cominciano a venire 1000 pensieri tranne che pregare. È vero o no, gente? Comincia a venirti in mente che hai fame, che hai sonno, che hai sete, che hai 1000 problemi da risolvere, che hai la cucina in disordine, che devi andare dal meccanico e fare 1000 altre cose, ma quella mente lì comincerà a vagare perché? Perché tu sei entrato in una lotta, in una battaglia. Pastore, io prego quando parto da casa mia per andare fino al lavoro e guarda, veramente mi sento molto bene. Io ti posso assicurare che quando comincio a piegare le mie ginocchia, a intercedere e rimango lì nella presenza di Dio, 1000 cose succedono che cercano di distrarmi da quel compito. Allora posso dirti una cosa, in questi ultimi 2-3 mesi io già ho un mio tempo di preghiera col Signore quotidiano, almeno 2-3 volte al giorno, non lunghissimo ma intenso. Ma ho detto, Signore, io voglio migliorare questo mio modo di avvicinarmi a te. Io voglio essere un intercessore come era Epafra, come era Esdra, come era Neemia, che hanno fatto la differenza. E sai una cosa, quando tu dici questo al Signore, il Signore ti prende sul serio, ok? Ma molto sul serio. E da quel momento in cui ho detto, Signore, voglio assomigliare di più a un intercessore, sai che cosa Lui fa? Da un po' di tempo a questa parte, ogni mattina o alle 4 o alle 4:30 di mattina, il Signore mi chiama e mi dice: è tempo di alzarsi, mia sposa, è tempo di mettere le tue ginocchia per terra, mio caro. Signore, ma il letto è così caldo. Sì, ma tante persone stanno andando all'inferno e io ho bisogno di combattenti che prendano sul serio la battaglia spirituale che c'è in corso. Hai capito? Tu sei disposto a pagare un prezzo di questo genere? Tu sei disposto a dare la tua vita al Signore e digli: Signore, usami per essere un intercessore secondo la tua volontà. Epafra aveva imparato bene questo principio.
Io voglio lottare per la mia Chiesa, io voglio lottare per i miei parenti che non sono ancora convertiti, ma devo pagare un prezzo che non è possibile non pagare, perché chi prega deve pagare un prezzo. Io e mia moglie abbiamo avuto e abbiamo ancora un privilegio già da qualche anno di lavorare con i nostri giovani adolescenti, preadolescenti. E qualche anno fa, quando siamo arrivati qua a Treviso nel 2016, e piano piano siamo entrati in questa logica di questo gruppo di giovani che già esisteva e che c'era già un lavoro, ma abbiamo percepito una cosa, che c'erano diversi problemi da risolvere in questo gruppo giovani. E la cosa molto interessante è che il Signore ci ha chiamato a un ministero di preghiera e noi abbiamo combattuto in mezzo a tante difficoltà per questi giovani. E oggi, cari miei, il risultato di queste preghiere, ascoltatemi bene cosa vi sto dicendo, ok? Perché non è una cosa da poco. Oggi abbiamo 2 predicatori della parola di Dio di questi giovani. 2 predicatori che portano la parola di Dio con fedeltà, con amore, con grazia. E sai perché? Perché qualcuno ha lottato per loro. Quante persone hanno bisogno che tu lotti per loro, e noi non possiamo non rispondere a questo appello del Signore. Sei disposto a pagare un prezzo? Sei disposto a lasciare il tuo letto, forse alla mattina, prestissimo, perché queste persone possano sentire, saggiare la differenza che c'è qualcuno che prega per loro. Tante volte io ho dovuto affrontare delle difficoltà veramente serie, sia di salute che di problemi finanziari, problemi anche nella nostra famiglia. E tutte le volte che superavo quell'ostacolo, io sapevo che il mio papà spirituale, che mi ha portato al Signore, stava pregando per me. E dicevo: Signore, io sono passato attraverso questo mare infiammato di fuoco perché c'è qualcuno che sta pregando per me. Lo sento nella pelle, so che c'è qualcuno che prega per me, ok? Non farti ingannare da Satana dicendo che la tua preghiera non sarà ascoltata. Non farti ingannare da Satana pensando che la tua preghiera rimane lì nell'aria, perché il Signore ascolta le nostre preghiere, ma noi dobbiamo pagare un prezzo. Ti dico l'ultima cosa sulla preghiera perché mi sta molto a cuore, ok? Qual è il lavoro attuale di Cristo nell'eternità? Ebrei capitolo 7, versetto 25 dice che Egli vive per intercedere per noi. Lui poteva governare l'universo in questo momento attraverso la sua potenza. Sai attraverso cosa la sta governando? Attraverso la intercessione. Ti cito l'ultima frase della preghiera, è un argomento che mi appassiona parecchio, di un grande uomo di Dio che si chiamava Atanasio, un padre della Chiesa, che ha detto: chi prega ha la mano sul timone della storia. Tu vuoi cambiare la storia? Devi pregare. Epafra era una persona che aveva imparato a intercedere per la sua Chiesa, intercedere per gli uomini non salvati. Ultima caratteristica di quest'uomo, dice che è un uomo con una visione panoramica del regno di Dio. Dice così, testo di Colossesi 4,13: infatti gli rendo testimonianza, parlando sempre di Epafra, che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea, per quelli di Ierapoli. Ossia, lui non solo si preoccupava della sua chiesa, attento qua perché noi siamo una chiesa multisite, ok? Multisite, ossia una chiesa unica in diversi posti, va bene, che si chiama Chiesa Battista Agape. E lui diceva: qua vicino a me ci sono altre chiese che hanno bisogno del mio ministero, hanno bisogno del mio contributo, hanno bisogno del mio appoggio, e io mi darò da fare per loro. Tu pensi che il tuo ministero, tu pensi che il tuo dono, tu pensi che i tuoi talenti siano stati creati soltanto per questa chiesa qua di Treviso? Tu pensi questo? Stai sbagliando grandemente.
perché il regno di Dio è un regno universale e il mio dono, il mio talento, la mia capacità devono essere al servizio della Chiesa di Cristo. Allora te lo dico così, ok? Nel XVI secolo, quando la riforma protestante è cominciata, noi abbiamo avuto una grande benedizione perché i padri protestanti ci hanno riportato la parola di Dio. Questa è stata la grande conquista del popolo di Dio protestante. Ma c'era un grande problema, secondo me, che se tu studi la storia della Chiesa tu capirai questo, ok? Allora loro, per tanti motivi, uno di questi era un motivo dottrinale. Tu sai che i protestanti in origine erano tutti predestinatari, ossia tutti vengono al Signore perché tanto è il Signore che determina chi va al paradiso, chi va all'inferno, ok? E quindi che cosa dicevano? Ovviamente se tutti arrivano attraverso l'opera di Dio noi non abbiamo bisogno di mandare persone in missione. Perché? Perché il Signore manderà, perché il Signore farà tutta l'opera per noi. E quindi si sono preoccupati di gestire, amministrare la parola di Dio per quel popolo in quella fase storica senza andare in missione, perché tanto la missione è una cosa riservata all'epoca apostolica. E sai che cosa è successo? Pochi anni dopo che loro hanno pensato questo, hanno cominciato a litigare, sta attento cosa ti dico, protestanti, i padri protestanti, Calvino, Lutero, Zwingli, John Knox e tanti altri, hanno cominciato a litigare sul significato della cena del Signore. E quindi i protestanti europei si sono separati l'uno dall'altro, ognuno con la sua denominazione, ognuno con la sua caratteristica, e hanno perso l'occasione storica di fare una testimonianza unica con un fronte unico in Europa. L'Europa si sarebbe convertita al Signore, ma hanno perso l'occasione perché hanno cominciato a guardare il proprio ombelico. Tu vuoi che la tua Chiesa, sta attento a cosa ti dico, tu vuoi che la tua Chiesa cominci a mordersi gli uni con gli altri? Ora, se tu vuoi questo, tu devi guardare soltanto il tuo ombelico. Il Signore dice: guarda fuori, guarda alle altre comunità che tu hai, perché loro hanno bisogno del tuo servizio. Hai capito? È un po' sconvolgente, no, il messaggio di stamattina? Disturba un po' sulla seggiola, vero? Perché è interessante che a noi ci piace la vita di un certo tipo. Hanno fatto una statistica negli Stati Uniti e hanno visto che una persona che abita più di 25 chilometri dalla chiesa difficilmente va in chiesa, difficilmente va a dare il suo contributo, decima offerta, eccetera, eccetera, difficilmente porterà persone in quella chiesa. Perché? Perché abita a 25 chilometri di distanza. Se abitasse a 15, a 10 sarebbe la possibilità. Però dietro questo c'è un messaggio bruttissimo, e sapete qual è? Non cercare, e questo te lo dico adesso stamattina come messaggio positivo, non cercare più una chiesa vicino a casa, cerca una chiesa più vicino alla parola di Dio. Fai qualche chilometro in più, ma è importante che tu vada in una chiesa dove tu possa dare il tuo contributo ministeriale, il tuo contributo dei tuoi talenti, perché la chiesa ha bisogno di crescere attraverso il tuo contributo. Epafra era una persona che aveva delle caratteristiche straordinarie, ok? Non aveva tempo per critiche, non aveva tempo per fermarsi a ascoltare pettegolezzi. Lui guardava intorno e diceva: cosa c'è bisogno di fare? Cosa voglio fare oggi per il mio Signore? Sarà che stamattina troviamo degli Epafra pronti per l'opera di Dio? Sarà? Sì? Ok. Tutti in piedi stamattina alle 4 a pregare, ok? Amen? Ok. Metti sulla sveglia, mi raccomando, perché io sarò con te. Va bene? Possiamo pregare? E mentre noi preghiamo, invito già il gruppo di lode intanto. Mentre noi preghiamo,
analizziamo la nostra vita, analizziamo il nostro quotidiano, se stiamo vivendo un cristianesimo di comodo, di circostanza, è il momento di dare una svolta. Non possiamo rimanere tal quali di fronte a una testimonianza così forte come quella di Epafra. E lui veramente ha fatto la differenza nella sua generazione. Se Dio vuole usarti, Lui sai che è il Signore e Lui ti porterà in un momento, in un punto della tua storia personale che dirà: e allora vuoi seguirmi? Vuoi fare di più per me? Ma non lottare con Dio, perché Dio sta cercando degli Epafra moderni che possano servirlo con entusiasmo, con voglia, con brio. Ed è Lui sì che noi dobbiamo onorare con il nostro servizio. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, perché sappiamo, Signore, che Tu sei il nostro Signore, ma a volte dirlo e realizzarlo sono due cose molto diverse l'una dall'altra. Ti chiediamo nel nome di Gesù che Tu possa identificare questa mattina, Signore, uomini e donne disposti a fare la differenza. Vogliamo smettere, Signore, di essere dei cristiani tiepidi, senza entusiasmo, senza brio. E vogliamo chiederti nel nome di Gesù che un giorno, quando chiuderemo gli occhi su questa vita, possiamo dire: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi e continuiamo ad adorare il nostro Signore con le nostre decime, con le nostre offerte, con le nostre primizie. È un privilegio contribuire con l'opera di Dio.
voglio. Sto seguendo, sto cercando te. La corona conquista. Sto lottando, chi può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signore, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signore, ti voglio, Signore, ti voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Alleluia. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua misericordia, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei buono, sei fedele in ogni giorno, tutte le volte, Signore, con noi. E noi ti ringraziamo per questo. Signore, possa benedire, Signore, le famiglie, le persone che sono venute fino a qui, Signore, per donare, Signore, un po' di tutto quello che il Signore ci dà ogni giorno, Padre. Riceve, Signore, queste offerte, l'offerta di adorazione anche davanti al tuo altare, Signore. Possa, Signore, benedire ognuno di noi questa mattina. Signore, proteggici, Signore, portaci, Signore, alle nostre case nella sicurezza, Signore, sotto della tua protezione, Padre. È quello che ti ringrazio e in nome del Signore Gesù. Amen. Sì. Ok, rapidamente vi rubiamo, Roberta, già vieni, puoi venire qua, ok? Vieni pure. Allora, alcuni annunci rapidi per la comunità. Allora, martedì, ossia fra 2 giorni, ore 20, noi daremo seguito allo studio dell'Antico Testamento che abbiamo fatto qualche settimana fa, e alle ore 20 noi ci troveremo qua in sala, sarà martedì 23 e martedì 30, ok? Allora, se voi volete venire di persona, che io consiglio vivamente perché è un momento anche di fare delle domande, avere a tu per tu con proprio insegnamento del Nuovo Testamento, allora ci saranno le dispense gratuite, ok? Però io capisco che ovviamente alcuni lavorano, alcuni hanno difficoltà a venire, quindi queste dispense sono anche a disposizione questa mattina a un costo di 5 euro ciascuno, ossia c'è una dispensa per il Nuovo Testamento, Roberta me lo mostri per favore, una per il Nuovo Testamento e una per l'Antico Testamento, ok? Se qualcuno ha desiderio di studiare a casa, approfondire a casa, sarà sicuramente una benedizione per te. Costano 5 euro ciascuno, se vuoi comprarle tutte e due il prezzo sarà 8 euro, quindi 4 euro ciascuno. Pastore, ma ha un costo di 5 euro, guardate. Allora, vi spiego solo una cosa. Queste dispense, questo studio è frutto di anni di ricerca e di studio. Tra l'altro, non è coperto da copyright, ok? Sono dispense. Perciò io gli do un valore perché so quanto ci ho perso, tra virgolette, perso tempo, speso tempo, ok? Quindi se tu vuoi, sono là in fondo col fratello Walter, se per caso venissero a mancare perché ce ne sono tanti che vogliono comprarlo, puoi ordinarlo e la settimana prossima noi te li faremo avere, ok? Quindi
10 euro, 5 euro e 5 euro, se vuoi comprarle tutte e due 8 euro. Tutto quello che verrà ricavato andrà per chiudere alcuni conti della Chiesa, ok? Non viene un centesimo in tasca a me, lo faccio per la mia comunità, ok? Non voglio un applauso, non voglio niente, però io quello che posso fare per la mia Chiesa voglio farlo per la gloria di Dio, ok? E io penso che anche questo sia lo spirito di ciascuno di noi, va bene? Passo la parola a Roberta. Ciao Chiesa, lode al Signore per questa bellissima domenica con la nebbia fuori, ma noi abbiamo il sole nel cuore perché abbiamo Gesù Cristo con noi. Alleluia. Allora, volevo annunciare che quest'anno riusciamo a fare il mercatino perché l'anno scorso con il Covid eravamo tutti chiusi. E quindi vi invito caldamente a partecipare sabato prossimo, il giorno 27. Apriremo qui il nostro mercatino, che è anche un momento per incontrarci, per scambiare così dei saluti, stare un po' assieme, e apriremo alle 15 del pomeriggio e quindi vi invitiamo tutti caldamente a stare con noi. Poi comunque il mercatino resterà aperto tutte le domeniche. All'inizio e al termine del culto ci sarà la possibilità di accedere e di poter così fare qualche acquisto dei lavori offerti dal gruppo delle donne del Patchwork. E quest'anno ci sono anche alcuni lavoretti di un laboratorio artistico e manuale che è partito in questi ultimi mesi con dei lavori artistici che metteremo a disposizione vostra. Il ricavato del mercatino, io mi sono presa nota, va in donazione a delle opere e sono 4. Sono le porte aperte per la Chiesa perseguitata nel mondo, progetto Donne e Bambini, va all'organizzazione Compassion Adozioni e Bambini a distanza, per la missione in Zimbabwe, progetto Bambini Orfani, e Ricostruendo la Siria, Bambini della Siria. Quindi di fondo vediamo che tutto quello che noi ricaviamo va ad aiutare i bambini e le donne in difficoltà sparse nel mondo e c'è veramente tanto bisogno. Quindi vi aspettiamo sabato prossimo dalle 15 in poi fino alle 18 circa al nostro mercatino per salutarci e gustare insieme del lavoro veramente bello e profondo che hanno fatto queste donne con tanto amore in questo anno e mezzo. A sabato prossimo. Grazie. Ok, per chiudere, una chiesa che non è missionaria è una chiesa dimissionaria, ok? Quindi questa visione di missione è fondamentale per la nostra chiesa. Non possiamo rimanere nella nostra zona di conforto, c'è bisogno di noi nel mondo, ok? Alziamoci e preghiamo per chiudere la nostra camminata col Signore, il nostro culto, e porta a casa veramente quello che il Signore ti ha dato stamattina, ok? Ragiona su tutta la settimana, durante la settimana, quello che Lui ti ha lasciato nel cuore. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, siamo sicuri che Tu ascolti le nostre preghiere. Grazie, Signore, per questo culto, per questa esperienza con Te questa mattina, e adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.